Pensionati e internet, quanto importante è essere collegati a portata di click anche per i nostri anziani. Allora guardate questo nuovo laboratorio multimediale. Io faccio dei corsi proprio solo per gli anziani e mi ci diverto, si divertono anche loro, poi alla fine dicono dovevo venire prima. Sono direttore di coro. Allora io mi carico la musica sul computer, la imparo, intanto la carico, poi lo faccio andare e dirigo il computer, così faccio anche pratica di direzione. Leggere la posta elettronica, guardare un po' le circolari, vedere, aggiornarci un po' il sito della CISL. Quasi a dire che internet sta indicando loro una nuova via. Sì, perché attraverso il computer si moltiplicano le possibilità e così anche per i pensionati, cui oggi la pubblica amministrazione sta chiedendo sempre di più di saper utilizzare internet. Ed ecco allora il primo laboratorio di alfabetizzazione informatica che è stato inaugurato proprio oggi alla CISL di Venezia. Un luogo in cui imparare a cavarsela con il computer e che mette in comunicazione giovani e meno giovani. Noi abbiamo avuto difficoltà notevoli quando per esempio l'INPS ha deciso di non mandare più i CUD agli anziani e abbiamo dovuto in qualche maniera provvedere per cui ci siamo posti la domanda: è ancora possibile che ci sia questo gap, questa differenza che di fatto rende analfabeti gli anziani? Lavagna multimediale, 14 postazioni internet, un luogo per imparare ma anche un luogo per incontrarsi. Lo spazio sarà aperto anche alle associazioni, insomma un po' a tutti, allo stesso tempo servirà anche per formare gli agenti sociali della CISL sul territorio. Vogliamo riuscire a fare in modo, alcuni lo fanno già, altri dobbiamo fare in modo che si muovano e abbiano con sé il computer per dare risposte immediate e tenere i contatti con le istituzioni dando risposte giuste ed immediate, sostituendo a volte anche le istituzioni se serve.